questo credo non ci siano dubbi. È anche ben attrezzata, è stata strutturata bene veramente. Noi siamo tifosi del Nuoto Catania. E tra l'altro fa parte anche del consorzio Catania al Vertice, certamente, di cui abbiamo parlato nella prima parte con il presidente del consorzio, Nello Russo. Dunque andiamo adesso a vedere un po' cosa è successo nel campionato di Serie B, donne, basket. Però prima Angelo Gagliano ci chiamava perché ci voleva aggiornare su cosa? Possiamo rivedere il quadro completo, se vuoi facciamo vedere la grafica Sì. del risultato della Serie A e poi vediamo anche la classifica, perché quella è cambiata importante. con il posticipo, anche se devono giocare poi domani due partite. Intanto, ufficiale, l'Udinese ha battuto l'Inter 2-1, una giornata nerissima per la città di Milano, oggi è Sant'Ambrogio, hanno perso sia il Milan che l'Inter, quindi diciamo è giornata nerissima da questo punto di vista. Ma vediamo assieme invece la classifica che ci fa saltare all'occhio se rientriamo un attimo in studio, Sì. perché evidentemente c'è il sorpasso del Palermo, proprio sull'Inter che resta ferma a 17 punti, ma il Palermo sale a 18. Quindi ha 8 punti di vantaggio sulla terzultima posizione. un'ottima condizione. Assolutamente sì. No? E allora grazie per questo contributo, se ci sono interventi dai social noi siamo qui, insomma è stata una serata piuttosto movimentata, ricca, con tanti ospiti, tanti filmati e tanti contributi. Presidente Ferlito, Rainbow Catania, lei prova a riportare in qualche modo anche la gente, ad avvicinarsi nuovamente al basket che ha una sua tradizione a Catania. Sì, ci stiamo provando con tutti i mezzi a disposizione, ne stiamo inventando anche di nuovi mezzi, strumenti, perché è importante avere un pubblico che cresca nel numero, soprattutto che alimenti la passione per questo meraviglioso sport. Lo dico anche a chi fa basket maschile, perché insomma lo sport del basket a Catania è rimasto un attimo dimenticato, ma ci sono delle strutture, delle società che operano bene, come il CUS Catania, come Gravina dell'amico De Fino. Insomma, il basket può sicuramente recuperare attenzione e importanza per quello che merita, quindi noi lavoriamo sia nel femminile ma credo anche nel maschile, i presidenti amici, insomma, per dare più importanza a questo sport e farlo capire anche di più ai catanesi, che sono naturalmente fagocitati diciamo, dal calcio, che è, come dire, una priorità assoluta di attenzione. Insomma, non vogliamo che scemino le attenzioni verso il calcio, vogliamo che crescano le attenzioni verso altri sport. Ecco. Andiamo a vedere le immagini allora della Rainbow che ha travolto Priolo, risorta dalle ceneri appunto della storica Priolo di Santino Coppa, oggi affidata a un ex allenatore della Rainbow, sì, La Bianca, poi sentiremo il commento di Lusi. Immagini di Rainbow Priolo. Si brinda in casa Rainbow Catania, si festeggia la quinta vittoria consecutiva e la testa solitaria della classifica del campionato di Serie B di basket femminile, non senza però aver analizzato gli errori di una gara presa forse per qualche minuto sotto gamba. La Rainbow del presidente Fabio Ferlito batte il Priolo, generato dalle ceneri della storica Trogilos e guidato dall'ex Andrea Bianca, 57-38. Un avvio a passo lento, poi la fuga in avanti. Primi 15 minuti al rallentatore per le ragazze di coach e di piazza che concedono troppi spazi al Priolo e consentono alle avversarie di chiudere il primo parziale con 2 punti di vantaggio, 13-15, e poi persino di allungare nei primi minuti del secondo quarto anche di 10 lunghezze, prima di recuperare definitivamente terreno e di andare negli spogliatoi sul 37-30. Il terzo quarto inizia col piglio giusto, la Manna e Ferretti non concedono più margini e la Rainbow allunga chiudendo il terzo parziale 49-36. Da quel momento in poi il Priolo molla e la Rainbow dilaga. Abbiamo riniziato anche il terzo quarto col piglio giusto, dove abbiamo dato poi diciamo un'impronta al nostro gioco che ha consentito, anche senza togliere il merito, perché le piccoline sono state fantastiche, quindi non sono state un rabbercio, ma hanno dato anzi in certi momenti anche una certa spinta che è stata positiva, hanno fatto delle belle cose. Prossimo impegno a Castellammare del Golfo per confermare la leadership regionale della Serie B.
Queste sono quelle immagini. Lucy Gullotta, perché questa squadra è in testa? Solo perché è più forte tecnicamente, 5 partite, 5 vittorie? La tecnica si sta raffinando man mano, esiste perché ci sono tra l'altro delle grandi, no? C'è Tania Seino che in campo è quasi una chioccia, tu vedi spesso in campo durante la partita Tania che le richiama e dà loro consigli, è quasi un coach in aggiunta di Gabriella Di Piazza dentro il campo. Quindi ti dicevo, stanno crescendo bene, le piccole, così come ha detto Gabriella Di Piazza, e cominciano ad incrementare, no? questo lavoro in campo. Ieri c'erano Sara Magri e Lucrezia Gandolfo, si sono mosse bene, e il gruppo, il fattore vincente della Rainbow. Il gruppo perché sono davvero una grande famiglia, sono delle ragazze unite, sono delle giovani che tra loro si cercano e che insegnano, le grandi insegnano veramente tutto quello che loro sanno alle più piccole. Questa credo sia essenzialmente la forza del gruppo Rainbow. Presidente Ferlito, qual è il vostro avversario? È la Lazur? Beh, che era battuto Ragusa? Sì, Lazur che è strutturata bene perché insomma hanno giocatrici d'etali, di peso importanti, quindi il fatto che si debba un po' vedere nella Lazio la squadra più forte assieme alla nostra è un po' noto a tutti. Poi possono esserci anche delle sorprese, non dimentichiamo che alla fine della regular season noi dovremmo poi scontrarci con le vincenti di aree del Napoletano, probabilmente del Lazio, di Puglia, adesso non è... Quindi il livello tecnico poi salirà e certo. quindi ci saranno anche delle piccole sorprese, probabilmente anche nel mercato che si potrà aprire e che si chiuderà poi a febbraio, se ce ne fosse bisogno. Questo è importante per quello che diceva anche Lusi, il fatto che comunque ci sono molte giovani, sì, sì. c'è l'esperienza di coach di piazza, però è anche vero che andando poi alle finali nazionali c'è bisogno anche dell'esperienza. Sì, sì, ci mancherebbe, infatti stiamo ragionando, stiamo valutando con attenzione ma con interesse a tenere la squadra molto attenta, molto motivata, ma anche con qualche ipotesi diciamo di novità, ecco, insomma. Quindi una mezza ammissione. Un quarto di ammissione. Un quarto di ammissione, insomma, guardando avanti. Ci sono già delle giocatrici che sono davvero importanti, Presidente. Elettra Ferretti che sta tra le altre cose. Ferretti è una giocatrice di A2, Villaruel è una giocatrice che sicuramente può far bene in A2, adesso speriamo, se verrà confermato quello che nelle nuove modifiche dei campionati è stato un po' così palesato in maniera non ufficiale, avremo la possibilità, se mai si andasse in A2, di avere 2 straniere, quindi ci sarebbe la possibilità anche di pescare in maniera più congrua, ma sempre sulle giovani, insomma. A noi basta tantissimo che ancora Marzia Ferlito voglia continuare a giocare. Ma Marzia Ferlito devo dire che è indispensabile in campo perché riesce davvero a guidare il gruppo, oltre poi fa delle giocate che sono splendide, anche se lei non è mai soddisfatta, però è davvero il capitano, ecco. Sì, e c'ha una capacità di tenere unito il gruppo, è molto disponibile verso gli altri, altruista, insomma cerca di placare anche certe tensioni che magari durante le giocate, quando non riescono alcune cose, tengono, insomma, bassa l'attenzione oppure possono creare qualche problema. Per esempio ieri abbiamo preso molto male l'inizio della partita con Priolo. L'abbiamo sentito nel servizio, un po' sottogamba. Sottogamba e poi dopo hanno recuperato, insomma. Sottogamba, oppure così come diceva Gabriella Di Piazza nell'intervista che io ho anche sentito per intero, ci sono partite dove tu pensi di entrare in campo con una determinata proprio posizione, temperamento, concentrazione, e poi ti rendi conto che invece questa concentrazione non c'è, per cui ti trovi all'inizio un po' sballottato. Poi si sono trovate delle condizioni giuste, ogni ragazza ha preso il proprio spazio e tutto è andato per il meglio. E allora, mi piacerebbe parlare ancora di basket, però dobbiamo andare avanti perché siamo in chiusura della trasmissione, siamo nel segmento finale. Vi faccio vedere le immagini.